Ciao, sono Lex, scuola di business, e in questi video noi parliamo di come trovare la nicchia giusta per te. Questo è un video per i ragazzi principianti, diciamo che stanno entrando nella strada di diventare imprenditori, e qui ti do i criteri concreti che secondo me sono importantissimi quando stai scegliendo la tua nicchia per il tuo primo business. Volevo farti capire subito che i criteri che do qui sono per i ragazzi principianti, e i criteri che io darei alle persone con più esperienza nel business, che hanno acquistato l'esperienza, hanno già i fondi e hanno la squadra, sono talmente diversi da questi criteri che io spiego qui. Perché qui noi, se stiamo partendo, non abbiamo risorse, non abbiamo ancora l'esperienza nel business, non abbiamo ancora la squadra, quindi qui in certo senso noi dobbiamo riuscire di fare questo passaggio da dove stiamo ora. Per esempio può essere se un dipendente o per esempio stai finendo l'università, e poi dobbiamo avviare la nostra prima attività e poi da lì si cresce. Quindi qui noi dobbiamo, diciamo, in un certo senso fare questo passaggio più semplice possibile, meno stressante, usando tutti questi criteri che io ora spiego. Quindi di solito quando noi parliamo di scelta della nicchia e quando insegniamo ai nostri studenti, quello che vediamo di solito è che maggior parte delle persone hanno questo che noi chiamiamo la gravidanza non programmata. In certo senso quando loro stanno partendo con qualche attività, in senso sono dipendenti in un posto, per esempio una persona lavora in pizzeria, per esempio un pizzaiolo, fa la sua esperienza, poi inizia a vedere, ok, capisce come gestire questa attività, e poi lì per lì dice, ok, allora a questo punto so come si gestisce la cosa, so tutto, posso aprire la mia pizzeria. In un certo senso si è capitato in un ambiente, ok? E poi da lì ha iniziato a portare avanti l'attività basandosi su questo, diciamo, nicchia, ok? Un altro caso può essere per esempio un agente immobiliare. Per esempio tu lavoravi in un'azienda, vendevi le case o affittavi le case lì per lì come dipendente, piano piano dici, ok, a questo punto ho già l'esperienza, capisco come funziona, e prendi la decisione di aprire qualcosa del tuo. Quindi questa che noi chiamiamo la gravidanza non programmata. Quindi ti capita in qualcosa e poi da lì diciamo vai avanti. Per maggior parte delle persone è così, perché noi cerchiamo sempre questa strada con meno resistenza possibile, e alla fine questa è una cosa giusta perché crea meno stress. Però poi mentalmente quando avrai più esperienza nel business tu dovrai guardare i criteri diversi che non sono basati su quello, diciamo, dove sei ora. Infatti non sono questi criteri dove veramente puoi puntare poi per riuscire ad avere un'azienda grossa con tanto fatturato, con tanti dipendenti, se vorresti, se hai queste ambizioni. Però sono i criteri diversi. Oggi qui noi parliamo di questi criteri basilari, e secondo me dovresti diciamo farli combaciare tutti insieme, quindi devono essere tutte presenti quando tu stai scegliendo la nicchia tua giusta per te per partire. Ok, il primo componente, talento. Dove hai il tuo talento? Dove hai quello che io chiamo il vantaggio ingiusto? Che cosa ti viene molto semplice, molto facile, sei molto bravo in quello, come in un certo senso che cosa è stato dato dalla natura, che cosa è stato regalato. Magari sei molto bravo a convincere le persone, quindi riesci a vendere molto bene qualche prodotto. Magari sei molto bravo a strutturare qualcosa, diciamo creare ordine in qualsiasi cosa. Magari sei molto bravo a cantare, a ballare o altre abilità. Quindi pensa di te e segni quali sono, diciamo, secondo te i tuoi talenti naturali. Il primo componente. Il secondo, le tue abilità. Che cosa hai imparato di fare molto bene in questi anni, per esempio anni di lavoro che hai svolto, o magari dove hai studiato? Quali sono le cose che capisci molto bene, dove hai acquistato tanta esperienza? Qual è, diciamo, in certo senso la tua specialità, ok? Che potresti applicare. Ok, quindi questo è il secondo componente. Considera, guarda, diciamo, pensa un po' della tua vita e pensa, ok, dove ho le mie abilità professionali? Magari se hai lavorato in diversi anni a vendere il prodotto, ok, le vendite, stare dietro tipo le vendite, e questa è la cosa tua, quindi sai come fare fatturato, come vendere di più, per esempio questo. Poi il terza cosa, che cosa è richiesto? Perché la maggior parte delle persone stanno pensando, ok, io ho questo talento qui, mi piace fare questo, so come farlo, ok, io per esempio inizio a vendere
i vestiti che faccio da solo. Mi piace cucire i vestiti, li vendo da solo, però se il mercato non li vuole, io ora non voglio discutere se vogliono vestiti o no, cioè in questo senso, se cerchi di vendere qualcosa però il mercato non vuole comprarlo, puoi fare tantissimi sforzi, puoi usare tutto il tuo talento, tutte le tue abilità, però se nessuno lo vuole, non fai il fatturato, non guadagni, quindi diciamo la tua impresa sarà a fallire prima o poi comunque, ok? Non riesci a allargarlo perché non c'è il fatturato, quindi non riesci a attirare altre persone nella tua squadra per ingrandirla e così via, quindi questa impresa è destinata a morire. Quindi in questo caso devi anche considerare il componente, che cosa vuole il mercato, se la gente veramente è pronta di comprare quello che tu stai creando, stai facendo un servizio o stai vendendo un prodotto, ok? Che cosa vuole il mercato? È il quarto componente, che cosa ti piace veramente. Ho visto che per tantissime persone magari hanno il talento in un campo, poi hanno abilità qui, però tutto quello che sanno fare molto bene, dove hanno le abilità, non li piace fare. E quindi in questo caso loro non riescono a convincere se stessi di continuare a farlo perché non hanno questa motivazione interna, non hanno questa gioia di fare queste cose. In questo caso può essere anche richiesto dal mercato, però se tu lo odi, non ti piace, prima o poi smetti di farlo. Quindi in certo senso è il componente che ti deve piacere veramente quello, diciamo, quello che stai facendo, diciamo tutto questo che noi abbiamo filtrato guardando su queste tre componenti, ti deve piacere. Quindi questi sono 4 componenti principali e li devi in certo senso mettere insieme. Quindi considerare, ok, ho questo talento qui, ho queste abilità qui, ok, come posso metterle insieme per capire che cosa devo vendere o qualche servizio devo offrire che può essere richiesto dal mercato, che sarà pagato, che è desiderato e che ci sono più persone che vogliono questo servizio, e poi che cosa mi piace fare, in certo senso cosa farò e non avrò, diciamo, questo desiderio di smettere perché mi piace veramente tanto, quindi ho tanta pazienza di continuare a farlo fino ad avere risultati straordinari, ok? 4 criteri, e poi da me ti do anche altri 2 criteri che secondo me sono sempre importanti, perché anche se tu guardi tutti questi 4 criteri, però se tu vendi per esempio braccialetti per strada, che magari o per strada o magari c'è la tua bancarella con questi braccialetti, può essere comunque molto richiesto se sono carini e belline, però per esempio, per dire, un braccialetto può costare 2, 3, 5 euro, quindi in questo caso un altro componente che io chiamo lo scontrino medio, quindi questo termine abbiamo messo noi per spiegare meglio. Per esempio, ogni volta un'azienda vende una macchina, margine da questa macchina è abbastanza alta, poi la macchina del sé costa tanto, quindi lo scontrino medio è alto, quindi da questo scontrino, ok, noi abbiamo tipo una percentuale del margine di guadagno, ok, che sarà un certo numero. Se tu vendi i braccialetti piccolissimi, qualcosa che costa poco, ovviamente lo scontrino medio è molto basso, quindi anche se vendi 100, 200, 300, alla fine non è una cosa che poi puoi allargare, scalare, non puoi attirare poi altre persone nella tua squadra perché non hai profitti alti, ok? Quindi in questo caso aggiungi a tutti questi 4 componenti anche il fatto che deve essere qualcosa che ha lo scontrino medio un po' più alto. Ok? Quindi non deve essere una cosa tipo a 2 euro, 1 euro, 3 euro, cioè alla fine può essere, però devi fare tantissime transazioni. Invece in questo caso, se stai partendo, non hai ancora tantissimi clienti, quindi è meglio avere lo scontrino più alto, ok? Poi eventualmente quando avrai tantissimi clienti puoi anche avere lo scontrino più basso, perché con la quantità di ragazzi che stanno comprando il tuo servizio riesci a avere più margini di guadagno. E poi l'ultimo componente che ti volevo parlare quando noi stiamo scegliendo la nicchia giusta per noi è quindi questo qui che si chiama acquisti ripetitivi. Per esempio, se tu guardi sul mercato che stanno producendo le finestre, questo è un acquisto che fai una volta magari in 10 anni. Per esempio, hai la tua casa, quindi hai acquistato queste finestre di plastica, quelle che isolano suono, quindi le hai presi, però poi per ricomprare magari ci metti 10, 15, 20 anni, magari non le ricompri mai più, quindi questo sei un cliente di una volta, ok? Quindi se tu all'interno della tua attività
scegli qualcosa che la gente vorrà comprare più volte, torna più volte per comprarlo, vuol dire che ogni nuovo cliente che hai acquistato riesci a poi venderlo più volte, ok? Quindi in questo caso devi considerare questo fattore. Quello che stai producendo, se è un prodotto o un servizio, deve essere, diciamo, desiderato più volte, ok? Quindi devono essere questi acquisti ripetitivi. Quindi questi sono i componenti che ti do per ora, per principiante, quindi per non avere tantissime cose in testa, perché altrimenti se poi guardi tantissime componenti inizi a pensare oh ma non so veramente cosa scegliere. Ok, 4 componenti questi qui, e qui sono quelli che sono responsabili ai tuoi profitti. Poi noi eventualmente facciamo anche un video sui criteri per scegliere una nicchia per un imprenditore con più esperienza, e sono già diverse come ho detto prima, perché prevedono i fondi, prevedono una squadra, prevedono più esperienza nel business, e poi eventualmente se vuoi ricevere altri materiali riguardo questo argomento o poi altri riguardo il business in generale, come scalare, gestire le imprese, la tua attività, iscriviti e noi saremo a mandarti diversi video su questi argomenti tramite le mail, ok? Ci vediamo nel prossimo video. Audio Jungle.